Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 19 marzo e quali influssi questi nati ricevono dalle costellazioni e come si traducono in termini di destino, carattere e altre circostanze riconducibili ai cicli della loro vita. Prima però di addentrarci in questo approfondimento, vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, questi nati appartengono al dominio mensile Ariete e hanno la prima costellazione attraversata dalla Luna, detta anche stella capo di questo giorno, Ariete. Scusate, Vergine. Dunque abbiamo Ariete e Vergine che crea un connubio che stempera la focosità dell'Ariete, ma che dinamizza in un certo senso l'intelletto della Vergine. Cosa possiamo dire dunque di questi nati? Che intanto è di secondo fluido la costellazione Vergine perché è presente 2 volte nel quadrato di nascita, vale a dire che la Luna in questa giornata attraversa la costellazione Vergine 2 volte e dunque il quadrato di nascita, che non è altro che l'elenco delle costellazioni attraversate dalla Luna oggi, presenta appunto 2 volte la voce Vergine. Bene, detto questo, che spiega un po' la terminologia che sto utilizzando per descrivere, per spiegare questi valori e questi influssi, definiamo anche altri aspetti di questi nati, come faccio sempre per tutte le pillole dei nati del giorno. La fortuna di questi nati è media alternata e il fisico forte e placido. Non abbiamo qui un carattere di resistenza particolare, anche perché abbiamo questo connubio tra Ariete e Vergine, per il quale appunto la dirompenza del fuoco di Ariete viene molto ridotta e ridimensionata dalla terra della Vergine. Dunque questi nati saranno sì resistenti, saranno in grado di tollerare moltissimo nella loro vita, ma non saranno dei combattenti o lanciati in prima linea, cosa che normalmente la costellazione Ariete attribuisce quando va a collaborare con altre costellazioni. Abbiamo invece qui una fibra più che altro combattiva, ma in difesa, ok? Cioè allineata in difesa, non in difesa nel senso che non si sa difendere, ma che piuttosto che partire attende appunto di doversi in qualche modo tutelare. Dunque non hanno un fare aggressivo, almeno non fisicamente, non hanno un fare, come si dice, intraprendente, sono più che altro attenti a ciò che capita loro intorno e possono somatizzare alcune frustrazioni, questo sì, perché comunque in fondo quell'aspetto focoso non riesce a esprimersi nel modo migliore nel carattere di questi nati, pertanto è possibile che alcuni atteggiamenti che possono essere interpretati come burrascosi, sopraffettivi oppure di altre di caratteristiche poco piacevoli siano la risultanza di questa frustrazione che si ingenera in questi nati. Dunque è possibile appunto che, ad esempio, se dovessero essere i datori di lavoro o i superiori di altri collaboratori o subalterni, potrebbero anche non essere proprio i capi ideali, perché appunto in fondo la mancanza di autostima che si cela in questi soggetti viene poi in qualche modo mascherata e camuffata con una forma di aggressività compensatoria. Dunque questa è un po' la dinamica che si ingenera in questa situazione in cui gli elementi predominanti che si trovano appunto alle spalle di costellazioni in punti chiave del loro quadrato di nascita e del loro quadro astrale, poi appunto non collaborando bene armoniosamente fra loro vanno a creare.
Cosa possiamo dire comunque del loro carattere? Abbiamo detto già molte cose, dobbiamo dire che dal punto di vista fisico vanno a somatizzare sullo stomaco e sull'intestino, dunque per quanto resistenti fisicamente, in realtà molta della loro resistenza andrà implicata appunto e indirizzata al tollerare o comunque a reggere a questa debolezza di stomaco e di intestino. Tutto, insomma, l'apparato gastrico. Il loro carattere può essere prolisso, a volte eccessivamente prolisso, talvolta attaccabrighe, come ho detto poc'anzi, è possibile che sia un tentativo inconscio di controbilanciare in realtà una carenza di autostima. Per quanto riguarda le loro attività oppure i settori nei quali possono realizzarsi in modo proficuo, può trattarsi sicuramente del commercio, ma anche l'arte. Anche l'arte si addice a questi nati. Per quanto riguarda invece le date, dovranno fare attenzione perché in seconda posizione abbiamo la costellazione Acquario, dunque questa costellazione messa in secondo posto può parlarci di problematiche a carattere ereditario, circolatorio, soprattutto degli arti inferiori, dunque anche eventuali cicatrici che possono purtroppo arrivare agli arti inferiori. Dunque un altro punto su cui fare attenzione è appunto questa presenza di Acquario che parla di circolazione, ma parla anche di tutte le problematiche collegate alla circolazione e dunque anche al rischio di perdite magari di sangue eccessive, dunque attenzione. Infine possiamo dire che un'altra cosa su cui dovranno particolarmente soffermarsi ad anni 22, la possibilità quando vanno a sostare su 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, quando andranno a sostare sulla seconda costellazione Vergine, vale a dire alle età che corrispondono al secondo passaggio della costellazione Vergine, 22 anni, ci ritroviamo nella possibilità di una perdita di denaro o il rischio di qualche infezione. Bene, detto questo io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi ricordo che se siete nati in questo giorno ma anche in qualsiasi altro giorno e avete la curiosità o il desiderio di approfondire l'analisi sulla vostra data, non avrete che da contattarmi per uno studio approfondito oppure per un consulto telefonico riguardo appunto i valori astrali. Vi invito nuovamente, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Io vi ringrazio e vi invito a tornare qui per i nati del 20 marzo. Scusatemi, grazie. A presto.